Incidente stradale mortale subito dopo mezzanotte al confine tra Abano e Padova. La vittima aveva solo 26 anni e studiava per diventare infermiere. Lo schianto di Montebelluna con la morte di un 18enne in sella alla sua moto, il ricordo della fidanzatina. Era la mia metà, era una persona buonissima e tutti devono saperlo. Nel pomeriggio nella chiesa di Cavarzano una comunità intera si è stretta attorno alla famiglia del piccolo Christian, morto sabato scorso all'ospedale di Padova per una meningite fulminante. La fusione delle associazioni degli industriali contribuirà a far conquistare al Veneto il posto di primo piano che merita, secondo il presidente di Save Enrico Marchi. Carenza di medici di base, la Regione Veneto ha approvato oggi il bando di concorso e l'avviso pubblico per l'accesso al corso triennale di formazione per il triennio 2022-2025. Manifestanti da tutto il Veneto hanno sfilato a Venezia per chiedere alla Regione provvedimenti urgenti contro la crisi economica, rappresentanti dai sindacati ricevuti in Consiglio regionale. Il progetto Eudoscopio 2022 ha stilato la classifica dei migliori licei e istituti tecnici e professionali di tutta Italia, tra le scuole migliori del Veneto, il Bruno Franchetti di Mestre, il Lucrezio Caro di Cittadella e il Giorgione di Castelfranco. Buonasera, ben ritrovati, eccoci edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare dai servizi vi sottopongo il sondaggio di questa sera, il cui esito come sempre sarà poi rivelato e dibattuto durante il Ring, la prima serata dedicata alla politica di Antenna 3. Vietati i cellulari in classe per rispondere di sì, che siete d'accordo, 0422 1626 691, per rispondere invece di no, 0422 1626 690 e come detto poi in prima serata vedremo qual è la vostra opinione in merito. Ora la cronaca, perché c'è da registrare un'altra giovanissima vittima della strada. C'è stato infatti un incidente mortale subito dopo la mezzanotte tra Abano e Padova, a perdere la vita un giovane di appena 26 anni. Studiava da infermiere Riccardo Faggin, il 26enne padovano che poco dopo la mezzanotte ha perso la vita nello schianto della sua Opel rossa contro uno dei famosi platani di via Romana Aponense. Proveniva da Abano e poco dopo aver disceso il cavalcavia, subito prima della rotatoria con via Latisana, la sua macchina ha invaso diagonalmente la corsia opposta, finendo contro uno dei possenti alberi. Il mezzo si è disintegrato sul davanti, pezzi anche piccoli erano sparsi un po' dappertutto ancora al mattino dopo. Nonostante il rapido intervento dell'ambulanza del 118, quelli che potevano essere i futuri colleghi di Faggin non hanno potuto che rilevarne il decesso. Lo studente stava rientrando a casa in via Monferrato, a Volta Brusagana, a 3 chilometri dal luogo del sinistro. Sul posto la squadra incidenti della polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento di Abano Terme, che hanno rimosso l'auto e ripulito la strada. Ieri a Montebelluna aveva perso la vita invece un 18enne di Volpago in sella alla sua moto. Vi proponiamo lo straziante ricordo della sua fidanzatina. Un mazzo di fiori lasciati su quel tratto di via Caldimezzo, dove ieri, poco dopo mezzogiorno, ha perso la vita Davide Bon, 18 anni, festeggiati ad aprile. Il ragazzo stava rientrando a casa per pranzo a Venegazzu dopo aver terminato il turno di lavoro nella carrozzeria Caonada, oggi chiusa per lutto. A pochi metri dalla sua abitazione il destino ha voluto dargli l'appuntamento più crudele, spezzando per sempre i suoi sogni. Quei sogni che condivideva con Elisa, la fidanzata, che oggi affida ad un lungo messaggio il ricordo del suo Davide, perché spiega: se iniziassi a parlare di lui comincerei a piangere e non potrei più fermarmi. Tutti devono sapere che persona magnifica fosse. Era buonissimo, chi lo conosceva gli voleva bene, avrebbe fatto ogni cosa per rendere felice una persona a cui teneva. Una storia, la loro, nata quasi un anno fa, il primo vero amore per entrambi. Era la mia metà, mi chiamava sempre Bebe Città, io per lui ero la sua Bebe Città. Non so esattamente cosa significasse, ma era come per dire che ero la sua bambina, ero casa. Anche in uno degli ultimi messaggi mi ha scritto, continua sempre la 17enne, «Ehi Bebe». Ci mandavamo sempre cuori bianchi, il colore della purezza. Ogni mattina e ogni sera mi dava la buonanotte o il buongiorno. Mi manca già tantissimo, ma almeno custodisco tanti ricordi insieme, come l'ultimo, quando lo scorso weekend siamo andati verso Trento con la mia famiglia, che lo considerava come un figlio. Abbiamo trascorso dei giorni spensierati. Mi sembra ancora incredibile che se ne sia andato così, velocemente, lasciandomi qui con la sua famiglia, che fin da subito mi ha accolta come se fossi figlia loro. Saranno giorni e mesi molto difficili per accettare quello che è successo, conclude Elisa, ma insieme proviamo a farci forza.
La morte di Davide ha travolto l'intera comunità di Volpago e la frazione di Venegazzù, dove il ragazzo viveva con i genitori e il fratello. Un dolore troppo grande da descrivere anche per il sindaco Guizzo. È una cosa che lascia letteralmente basiti, un ragazzo di 18 anni, non riesco a pensare quale sia lo stato d'animo dei genitori, che deve essere veramente una cosa devastante. Nelle prossime ore potrebbe essere fissata la data dei funerali, che probabilmente saranno celebrati nella chiesa di Venegazzù. Ho sentito che la famiglia vorrebbe portarli a fine settimana verso sabato, e qui si attende da parte del giudice nulla osta. E registriamo oggi un'altra vittima della strada, una 46enne che sabato era stata investita a Fontanelle, sempre nel Trevigiano, da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali. Dopo quasi 3 giorni di agonia, Antonella Caputo, questo è il suo nome, la vedete nella foto, originaria della Basilicata, da qualche mese nel Trevigiano dove lavorava come insegnante, si è spenta. Si trovava in compagnia del marito in via Vallonto, proprio davanti alla stazione dei Carabinieri, quando è stata travolta dall'auto condotta da una pensionata di 75 anni. La coppia stava andando all'ufficio postale, le sue condizioni erano apparse subito gravissime, lascia anche un figlio 18enne, è la 69esima vittima della strada da inizio anno solo nella provincia di Treviso. E questo pomeriggio andiamo nel Bellunese, nella chiesa parrocchiale di Cavarzano, i funerali del piccolo Christian, morto a 15 mesi, stroncato dalla meningite. Amore e affetto, un abbraccio corale a Alesia e Nazari, privati all'improvviso della gioia di Christian, che si manifesta con un raggio di sole che squarcia per pochi istanti il cielo grigio sopra Belluno. È solo un attimo, ma tanto basta a chi ha il dono della fede di leggervi un segnale mentre si appresta ad entrare nella chiesa parrocchiale di Cavarzano, che a stento contiene chi oggi non è voluto mancare per accompagnare il piccolo nel suo ultimo viaggio terreno. Il 5 giugno scorso eravamo qua per il battesimo di Christian, è stata una giornata di gioia, di festa. Oggi siamo ancora qua, ma con il cuore gonfio di dolore, sgomenti, increduli. Tutto è successo così in fretta, in modo inaspettato, e dentro tutti noi affiorano ovviamente tante domande, tanti perché. Don Graziano a fatica trattiene la commozione. Gli è vicino il vescovo emerito Monsignor Giuseppe Andri, che è presente al rito assieme all'assessora Roberta Olivotto in rappresentanza del comune di Belluno. È un momento difficile e doloroso. L'omelia fa propri gli interrogativi di una comunità intera. Un bambino di 15 mesi, pieno di vita, sorridente, vispo, che si faceva voler bene da tutti perché buono e simpatico. Tolto così presto l'amore immenso di mamma e papà, dei nonni, dei familiari, delle persone amiche, di tanti che lo hanno conosciuto. Una vita strappata in modo brusco, appena sbocciata. È il Vangelo di Matteo a spronare i presenti a tornare bambini, ad assecondare sofferenza e naturale rabbia per trovare la forza di accettare il mistero della vita e della morte. Don Graziano si rivolge teneramente al piccolo Christian ancora tra noi. In questi giorni mi ha commosso la tua mamma e ti ha chiamato piccolo eroe, perché mentre ci stavi lasciando il tuo cuore è stato donato ad un altro bambino malato che ora batte ancora in lui. È proprio stato un gesto da eroe. Fuori un fascio di luce naturale si posa sull'albero che adorna l'aiuola del sagrato della chiesa. È il segno della vita che dà coraggio in un momento buio e doloroso. Ancora cronaca, parliamo di bancarotta e debiti mai pagati, in questo caso la scoperta della Guardia di Finanza che ha portato 2 imprenditori veneziani agli arresti domiciliari. Arresti domiciliari per 2 imprenditori veneziani di 65 e 57 anni per il reato ipotizzato di bancarotta riguardante una società operante nel settore di vendita di energia e manutenzione, caldaie e gas. Secondo l'accusa, i 2 avevano accumulato debiti per 1.200.000. Le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia hanno permesso così di ricostruire le vicende societarie dal 2014, anno in cui sarebbe stato generato il dissesto patrimoniale. La gestione societaria avrebbe infatti portato alla formazione negli anni di debiti mai onorati nei confronti dell'erario.
La misura cautelare è stata disposta perché i due imprenditori avrebbero proseguito l'attività economica attraverso due altre società, alle quali trasferire il pacchetto clienti-fornitori e riimpiegare parte dei dipendenti della società precedentemente fallita. In questo modo avrebbero proseguito una gestione aziendale basata sul sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, dissipando di fatto il patrimonio aziendale con lo scopo di favorire alcuni creditori a danno dell'erario. Rubavano i prodotti dell'azienda per cui lavoravano, sono stati denunciati addirittura in 14. Approfittavano dell'orario di lavoro per rubare profumi, cosmetici, prodotti di bellezza e di pulizia della casa. 14 dipendenti di una ditta che si occupa di distribuzione di profumeria, prodotti per la persona e detergenti sono stati indagati per il reato di furto aggravato. La sede dell'azienda, che ha numerosi punti vendita in tutta la regione, è a Vescovana. È qui che i dipendenti per oltre un anno hanno sottratto profumi griffati, cosmetici, prodotti di bellezza e cura della persona, prodotti per la pulizia degli ambienti della casa, batterie di varie marche, integratori alimentari e prodotti per animali domestici, provocando all'azienda una perdita di almeno alcune centinaia di migliaia di euro. Le indagini dei carabinieri erano iniziate un anno fa, dopo ben 2 denunce di furto presentate dai titolari dell'azienda e anche da quelli della ditta di trasporti che si occupa della distribuzione della merce. I carabinieri sono risaliti ai 14 dipendenti infedeli e nelle scorse ore sono scattate le perquisizioni domiciliari. In casa di 11 di loro è stata recuperata parte della refurtiva che è già stata riconsegnata all'azienda. Voltiamo pagina. La fusione delle associazioni degli industriali contribuirà a far conquistare al Veneto il posto di primo piano che merita, secondo il presidente di Save, Enrico Marchi, che annuncia dal 2023 l'attuazione del masterplan dello scalo di Treviso. Così come hanno fatto gli aeroporti del nord-est, che si sono uniti in un grande polo che oggi pesa di fronte al governo e alle compagnie aeree tanto quanto Roma e Milano, allo stesso modo la fusione delle associazioni industriali del territorio costituisce un passo importante per dare al Veneto il ruolo di primo piano che gli spetta. Ad affermarlo è il presidente di Save, Enrico Marchi, all'indomani della nascita di Confindustria Veneto Est. Noi come Veneto dobbiamo essere in grado di portare in sede nazionale delle posizioni importanti che ci mettano su un piano adeguato, altrimenti rimarremo sempre, quasi direi, la caricatura di noi stessi. È evidente che anche in passato con le associazioni industriali abbiamo perso qualche occasione importante, forse, proprio perché ci siamo divisi. Infrastrutture, porti e aeroporti più volte chiamati in causa come strumenti di sviluppo del territorio. Marchi ribadisce la soddisfazione per l'aggiudicazione dei lavori della bretella ferroviaria che raggiungerà il Marco Polo di Tessera, opera per veder partire la quale ci è voluto un lavoro di 20 anni. Anche questa volta abbiamo rischiato fino all'ultimo, grazie a qualche disturbatore solitario che metteva in giro notizie false, di perdere anche la delibera del Consiglio dei Ministri e di perderla quindi di andare avanti negli anni. Burocrazia che ha fortemente rallentato l'iter del masterplan dell'aeroporto Canova di Treviso, la cui attuazione è ormai prossima. Dipendesse da me, l'avremmo già visto da anni. Mi auguro comunque che il 2023 sia l'anno che vede finalmente l'inizio dei lavori. Infine le polemiche sugli aerei troppo bassi in atterraggio allo scalo trevigiano. Possono essere degli atterraggi che danno la sensazione di essere con aerei bassi, ma è evidente che tutto il sistema del trasporto aereo è organizzato in modo da dare la massima tranquillità. Verso Treviso oggi abbiamo circa 6 decolli al giorno. Se voi andate in città come Londra, eccetera, vedete come avviene, vedete cosa succede nei dintorni degli aeroporti, dove c'è un livello di urbanizzazione molto superiore anche a quello di Treviso. È un'istanza non accettabile quella di chi magari si è costruita una casa intorno all'aeroporto e poi vuole far spostare l'aeroporto. La Giunta regionale del Veneto ha approvato oggi il bando di concorso e l'avviso pubblico tramite graduatoria riservata per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025, nonostante manchi ancora il riparto tra le regioni dei 68 milioni e 700 mila euro per finanziare le borse per il primo anno del triennio 2022-2025, spiegano dalla Giunta, abbiamo deciso di procedere con fondi regionali anticipando quindi i tempi. Il
bando e l'avviso riguardano 226 e 127 laureati in medicina e chirurgia, un numero giudicato importante. Tutti i giovani medici che si specializzeranno, in buona sostanza, hanno in Veneto il posto di lavoro assicurato, continuano da Venezia. Manifestanti da tutto il Veneto hanno sfilato proprio in Laguna per chiedere alla Regione provvedimenti urgenti contro la crisi economica. Sono arrivati a Venezia da tutto il Veneto per chiedere provvedimenti urgenti alla Regione contro la crisi. Dopo la pandemia, la crisi internazionale scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina ha portato ulteriore instabilità economica ed una crescita dell'inflazione che, secondo CGIL e Cislewil, stanno condannando alla povertà un numero crescente di veneti. Lo stato sociale è in pericolo perché i temi come le case di riposo, gli asili nido, gli affitti sono temi che purtroppo interrogano molto le famiglie della nostra regione, perché non ce la si fa più, l'emergenza sociale è grande. Abbiamo persone che devono scegliere se pagare la retta o pagare la bolletta. Gli aumenti di rette, bollette e più in generale del carrello della spesa si inquadrano peraltro in una situazione generale di eccezionale difficoltà economica anche in Veneto. Anche la nostra regione, che in passato non conosceva il fenomeno della povertà estrema, vede oggi il numero di famiglie in grandissima difficoltà crescere, soprattutto le famiglie con più figli che magari sono monoreddito oppure con uno dei due redditi a rischio. I sindacati sono particolarmente critici di come questi problemi vengano trattati nella legge di bilancio del nuovo governo. Per questo chiedono alla Regione un intervento deciso sul bilancio regionale del 2023. Per dare una mano, un aiuto, un sostegno reale a tutte quelle persone, a quelle famiglie che hanno delle difficoltà, che devono sostenere anche delle spese importanti per quello che riguarda asili nido, scuole materne, affitti, mutui che crescono costantemente, case di riposo, RSA. Poche ore dopo, i rappresentanti dei sindacati sono stati ricevuti a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Ad accoglierli esponenti di Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Il Veneto che vogliamo. 3 milioni e 400 mila euro, fondi del PNRR 2021 che lo IOV si è aggiudicato per continuare la ricerca in vari campi della lotta ai tumori. Mielopoiesi e progressione del cancro, glioblastoma, immunità contro i tumori, trattamento del carcinoma avanzato del retto e cancro alla mammella in soggetti a rischio. Progetti presentati sia dai responsabili delle strutture dello IOV sia dai ricercatori. Infatti abbiamo il direttore scientifico, abbiamo il primario, abbiamo il direttore di struttura semplice dipartimentale, abbiamo la ricercatrice. Questo credo che sia un valore aggiunto per una struttura dove i vari livelli di professionalità trovano spazio, possono proporre e vengono riconosciuti. Il futuro in fondo è questo, andare da chi oggi ha le competenze, ha già raggiunto un certo livello, ma soprattutto chi sta iniziando. Dentro i 3 milioni e 400 mila euro di fondi del PNRR, il governo ha inserito anche il progetto della giovane ricercatrice Anna Tosi sul tumore alla mammella triplo negativo, molto aggressivo che colpisce le donne in giovane età. Anche quello della dottoressa Sara Lonardi, operativa anche nella sede di Castelfranco Veneto. Finanziati pure i progetti dei professori Indraccolo, Rosato e Zovato e anche quello del direttore scientifico. I progetti sono piuttosto ampi. Riguardano sia alcuni brevetti che sono stati portati avanti nel corso degli anni precedenti dallo IOV e che in questo momento grazie a questi finanziamenti potranno essere ulteriormente esplorati, fino a comprendere anche studi clinici sulla rilevanza della prevenzione e degli stili di vita nel carcinoma della mammella, come anche la personalizzazione della terapia nei pazienti affetti da cancro colorettale. E invece all'ospedale San Luca di Trecenta, siamo in provincia di Rovigo, è stato inaugurato il nuovo polo della riabilitazione. Vediamo. L'ospedale San Luca, dopo la pandemia, era stato individuato tra le 13 strutture Covid del Veneto, ha intrapreso un percorso di riqualificazione caratterizzato da investimenti, dal potenziamento tecnologico e dall'ampliamento dell'offerta dei servizi.
Con questa inaugurazione di questo nuovo reparto riabilitativo con degenza e palestra va proprio nella direzione del potenziamento di questo presidio, ma soprattutto nell'investimento continuo che come Regione stiamo facendo su tutti i nostri ospedali. Il nuovo reparto riabilitativo dotato di ambulatori, studi medici e spazi per i colloqui con i familiari è stato collocato al secondo piano in una superficie complessiva di 1461 metri quadri. È un reparto che si occuperà prevalentemente della riabilitazione intensiva, neurologica e riabilitazione ortopedica. È composto di 46 posti letto e il valore aggiunto comunque è che è dotato di 5 palestre. Non solo, al piano terra è stata collocata a disposizione del reparto di riabilitazione l'area piscine ed altre palestre dedicate soprattutto all'utenza esterna. Il nuovo reparto, dove sono previste nuove assunzioni, sarà attivo a metà dicembre. Oltre al fisiatra e fisioterapista ci sarà anche l'assistente sociale e lo psicologo e ovviamente anche gli infermieri. In relazione agli infermieri va detto che stiamo assumendo, e questo è un altro motivo di orgoglio, infermieri da noi formati con le università di Padova e di Ferrara. Il progetto Edoscopio 2022 promosso dalla Fondazione Agnelli ha stilato anche quest'anno la classifica dei migliori licei e degli istituti tecnici e professionali di tutta Italia. La ricerca ha riguardato quasi 1.300.000 diplomati italiani e 7.700 scuole. Tra le migliori del Veneto svettano il Bruno Franchetti di Mestre, il Lucrezio Caro di Cittadella e il Giorgione di Cafughi. È tutto, grazie per essere stati con noi. Ora l'edizione di Venezia, prima naturalmente come sempre le previsioni del tempo. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta al centro-sud, mentre sul nostro territorio il tempo migliora. Vediamo il dettaglio di mercoledì 30 novembre. Sul Veneto avremo qualche schiarita soleggiata nel corso della mattinata, ma in questa giornata continueranno a soffiare venti freddi dai quadranti nord-orientali che copriranno il cielo, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece comprese tra 6 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Avremo parentesi soleggiate al mattino, poi cielo nuvoloso. Neve oltre i 500 metri circa. Soffierà bora moderata in pianura, forte sulla costa. Temperature minime intorno a 2-5 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, anche qui cielo per lo più molto nuvoloso con sole o qualche sprazzo di sole in mattinata. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.